Buonasera e benvenuti a Sette Sera. Nella puntata di oggi riportiamo nel nostro salotto un tema purtroppo attualissimo, quello delle famiglie che si dividono. Ovviamente noi ci metteremo sempre dalla parte dei più piccoli, piccoli che però vengono sempre contesi e strapazzati tra mamme e papà. Questa sera cercheremo di ascoltare ancora una volta la voce dei padri, perché? Perché lo sentite anche dai fenomeni di cronaca, che purtroppo tanti padri rivendicano il fatto che i loro diritti non siano mai ascoltati. Allora stasera cercheremo bene di capire perché e soprattutto se i papà possono essere dei papà bravi anche se sono da soli. E ne parleremo insieme a Mauro Lami, presidente dell'Associazione Papà Separati Liguria. Buonasera, benvenuto. Buonasera. E buonasera e benvenuta anche alla psicologa clinica criminologa Jessica Marengo. Buonasera. Buonasera. Allora, ne riparliamo ovviamente perché avevamo iniziato questa discussione, ma soprattutto perché ci sono dei dati che non si possono non ascoltare. Allora, ve li riporto io subito. Solo nel 2011 sono stati registrati 4 milioni di papà separati, al 90% dei quali viene chiesto un assegno mensile per il mantenimento dell'ex famiglia, a questo punto pari al 70% del loro reddito. Tantissimi di questi papà, e quindi il 25%, sono gli ospiti delle mense per i poveri. Questo vuol dire che i nostri papà italiani non ce la fanno più. Stasera vedremo bene che cosa chiedete, che cos'è che si è intoppato, che cosa non va. Allora, vorrei farlo anche andando un po' sulle orme di un bellissimo libro che raccoglie tante storie vere. Ovviamente i protagonisti sono stati cambiati, però si chiama Il delirio e la speranza e sono storie raccolte dalla sua associazione Papà Separati Liguria. Sono storie veramente che fanno capire cosa sta succedendo, cose a volte inimmaginabili per chi non è dentro e non le ha vissute almeno una volta. Allora partiamo subito dal titolo, senza andare a raccontare ogni storia. Perché c'è il delirio oggi? Cosa succede? Allora, il delirio perché purtroppo quando uno si trova a cominciare a affrontare un'esperienza di questo genere è un'esperienza delirante. Uno si trova da un giorno all'altro catapultato fuori casa, senza più gli affetti, senza più una famiglia, ridotto spesso e volentieri purtroppo a rivolgersi alla Caritas o a enti del genere per poter mangiare e non soltanto, anche per poter vivere. Quello sono alcune storie. Noi in questi anni abbiamo raccolto circa 1000 storie di padri e madri che hanno raccontato la loro storia. Non è tanto una difesa del padre. Il padre in questa società, adesso come adesso, noi diciamo che è la parte più debole, non lo è più la donna. Ma sono i figli che sono la parte debole, sono i figli che non vengono tutelati. Noi non è che chiediamo la tutela del padre, noi chiediamo la tutela del figlio che ha il sacrosanto diritto nel momento in cui nasce ad avere due genitori che lo amano, che lo crescono e che lo aiutano ad affrontare questa società. Ecco, allora questo delirio, questo stravolgimento di nuclei familiari, queste lotte, questo odio, questo sballottare, come detto all'inizio, un bambino da una parte e dall'altra, cosa comporta? Allora abbiamo visto, nei padri comporta qualcosa di terribile, non capire neanche più come fare ad andare avanti. Tante volte però lei Presidente ha detto che tante storie di mamme anche avete raccolto. Ecco, è importante dire che noi non vogliamo fare una battaglia pro papà non guardandoci intorno, noi facciamo una battaglia pro bravi genitori, buoni genitori che non riescono a vedere riconosciuti i loro diritti. Ma tornando alla domanda per lei, allora i bimbi più piccoli, quelli che sono i protagonisti, cosa vedono in tutto questo delirio? Cosa capiscono? Il problema è che i bambini, fin da quando hanno la capacità di interagire, no? Quindi insomma, fin da subito, ma comunque interagire con la parola, con lo sguardo e con l'attenzione, quindi dall'anno e mezzo e 2, assistono a questo delirio e lo fanno poi proprio, tanto che poi si sta abbassando sempre di più la soglia dei disturbi dell'infanzia, quindi bambini che hanno difficoltà a relazionarsi con i propri pari ai primi cenni
anni di scolarizzazione, pensiamo già solo all'asilo, disturbi alimentari, disturbi del sonno, disturbi del comportamento e via crescendo poi per fasce di età. Quindi purtroppo si stanno abbassando le soglie di tanti disturbi che apparterrebbero a una fascia superiore, in realtà li troviamo prima. In realtà una famiglia che si spacca è sicuramente una crisi, una frattura, una rottura che investe tutti i protagonisti di quel nucleo, no? È qualcosa che destabilizza, è qualcosa che apporta dei cambiamenti repentini che in qualche modo devono venire gestiti e metabolizzati. Sempre più spesso però i genitori, e grazie alle associazioni di papà e di mamme insomma, che intervengono nel sociale, i genitori si sentono meno soli, perché finire nelle maglie della giustizia è purtroppo una dannazione. Anche se devo dire che il legislatore nel 2006, nel fine marzo del 2006, ha rivisto la legge sull'affido dei minori per i genitori separati, prevedendo che la prassi non sia più l'affido monogenitoriale, ma anzi sia un affido bigenitoriale. Ecco, infatti più tardi approfondiremo questa tematica, l'affido esclusivo oppure l'affido condiviso. Guardiamo però anche un qualche cosa di positivo, se può arrivare. Allora abbiamo detto un libro che parla di delirio e speranza, abbiamo parlato del delirio, dopo, purtroppo lo approfondiremo dopo la pubblicità. La speranza invece dove sta? Certo non facciamo grandi sogni come che le famiglie tornino insieme tutte felici, la speranza vera, quella fattibile, concreta che vogliamo. La speranza è per i nostri figli che possano crescere in una società in cui situazioni di questo genere vengono cancellate. La speranza che diamo nel libro si porta un racconto di un padre che trova nel racconto un prete con cui da cui ha l'aiuto per uscire fuori da questo delirio, da questa situazione, ma è, diciamo, è la persona, è l'aiuto che gli viene dato da una persona esterna. In un altro racconto si parla praticamente di me, cioè di un presidente dell'associazione che dà una mano in queste situazioni. Le associazioni sono la speranza di non trovarsi da soli in un delirio. Certo, allora, ci sia un piccolo mediatore, qualcuno al di fuori, sopra le parti, che possa cercare di ristabilire non dico armonia, ma un equilibrio, qualcosa che funzioni per i piccoli. Ovviamente tra le storie, lei ne ha citate alcune interessanti, sono veramente tutte molto interessanti, ma ce n'è una che mi ha colpito, è la lettera di una nonna che scrive al suo nipotino, racconta un po' la situazione e concludendo dice che come tutti gli anni invieranno al piccolo, lei e il papà, un sacco di doni, ma sono anni che loro il piccolino non lo vedono, conoscono la sua voce, sentono che cambia, ma non sanno bene come è fatto se non da delle foto. E allora si chiedono: noi ti inviamo questi biglietti, ti inviamo gli auguri e i regali, ma noi per te chi siamo? Noi lo sappiamo, ma noi per te chi siamo? Ecco, non dimentichiamoci che c'è tutto dietro ai papà o alle mamme, c'è una famiglia fatta dai nonni, da tanti effetti che sono comunque fondamentali nella crescita, anche lei che di bimbi ne vede tanti tutti i giorni. Certo, sono parti costituenti importanti e fondamentali. C'è da dire di buono che i bambini hanno una grande memoria affettiva, quindi non dimenticano facilmente. Ecco, questo è rassicurante, per fortuna. Ma perché i bambini hanno delle risorse, delle potenzialità evolutive che sono potentissime e quindi grazie a queste si riesce poi sempre a recuperare dei rapporti anche quando lacerati, allontanati o in qualche modo smarginati da una frequentazione più assidua. Io assisto a casi che sono veramente a volte disparati e disperati, e qui entra la costanza del delirio, dove il delirio chiaramente subentra e prende il posto alla tranquillità, alla normalità di una quotidianità fatta di appunto stabilità che viene meno. Quando si rompe una famiglia il delirio penso che sia abbastanza fisiologico. 30 secondi per proprio legandomi a questo qui, tanti racconti che abbiamo avuto sono racconti anche di figli che sono diventati adulti e che hanno diciamo, ricercato quasi sempre il padre accusato di tutte le nefandezze possibili
quando comunque erano adulti, sui 40 anni, 50 anni, sono andati a cercare quest'uomo e gli hanno vomitato addosso tutto il rancore che aveva. Allora, in tutte le storie, tutti questi uomini, alla fine, dopo che si sono sentiti dire di tutto, gli hanno detto: adesso posso raccontarti la mia storia. Quello che ho visto io, quello che ho vissuto io. Allora, subito dopo la pubblicità continueremo a raccontarlo, perché entreremo proprio nel vivo di alcuni casi, vedremo se i papà o le mamme da soli, i genitori soli, sono comunque bravi genitori. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità, tra poco.